come tutti i conflitti a cui gli armeni erano abituati malauguratamente da 30 anni a questa parte, anche gli armeni della diaspora, perché non dobbiamo mai dimenticare che solo una minima parte della popolazione armena mondiale vive nella Repubblica dell'Armenia e nell'Artsakh. La stragrande maggioranza degli armeni vivono all'estero, quello che noi chiamiamo con questo tragico nome della diaspora armena, perché da una parte vediamo quello che stanno soffrendo i nostri fratelli ad Artsakh e in Armenia, perché vorrei subito precisare che quasi 100.000 abitanti di Artsakh oggi sono trasferiti in Armenia, proprio per preservarli almeno dalle cose più atroci della guerra, perché purtroppo l'esercito azero ha cominciato a usare anche delle armi proibite. Per cui il nostro, diciamo la nostra seconda tristezza sta quello di stare lontano dai nostri fratelli, non poter fare un granché e con questo modo di solidarietà a distanza ovviamente ci sentiamo abbastanza in difficoltà di non poter partecipare direttamente, ma non poter partecipare neanche per esempio quello che fanno i nostri fratelli a Yerevan, dando un posto a dormire, dando un pasto caldo, curando le ferite. Ecco, tutte queste cose ovviamente ci dà una immensa tristezza. La comunità degli armeni d'Italia come sostiene la madrepatria e soprattutto come vengono percepite le realtà italiane come il comune di Asolo che manifestano una certa solidarietà e vicinanza verso la cultura e la civiltà armena? Ecco, vorrei subito precisare che ci sono delle relazioni molto importanti, sono state delle relazioni molto importanti fra l'Italia e l'Armenia. Per cui queste relazioni sono state sempre molto molto importanti. Ecco perché anche la nostra reazione davanti a una tragedia che abbiamo vissuto in questi giorni, ormai sono 45 giorni che questa guerra non cessa, speriamo adesso con l'arrivo dei soldati russi ci sarà probabilmente un minimo di pace imposta ma pace. E devo dire che fra questi che hanno risposto ai nostri appelli sono stati molto celeri, per esempio il comune di Asolo, la regione Lombardia. Ci sono state anche delle risposte molto precise che noi abbiamo molto apprezzato, per cui noi veramente ringraziamo, siamo grati profondamente ai comuni come quello di Asolo che è stato fra i primi. Ecco, vedete, purtroppo questo conflitto è capitato in un momento molto particolare per l'Occidente, molto particolare perché intanto questa pandemia di Covid-19 non permette certo alle nazioni di essere rilassati e di occuparsi delle cose che succedono a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Purtroppo noi aspettavamo sinceramente un interesse un po' più caldo, un po' più anche solo umanamente, ecco, tanti silenzi ci fanno male. La speranza per un armeno, per la sua terra così lontana e ovviamente primariamente il nostro pensiero va alla pace, perché senza la pace non si potrà mai costruire nulla di positivo e nulla di duraturo. Secondo punto che noi speriamo e sogniamo è sicuramente una maggiore vicinanza del mondo occidentale e del mondo cristiano. Ecco, questo ci farebbe molto piacere se il mondo cristiano che vede purtroppo anche sul proprio territorio stessi comportamenti di questi sciagurati, di jihadisti, che sono stati attivissimi in Armenia con le loro tagliagole, cioè stessi personaggi, stessi gesti che purtroppo sono stati fatti
anche in Europa. Ecco, il nostro secondo e importantissima speranza è quello di avere un po' di attenzione in più da parte del mondo cristiano occidentale.